A 2 anni e mezzo dal riconoscimento dell'UNESCO, le Dolomiti vanno in fiera, giusto in concomitanza con la visita del verificatore australiano che una certa preoccupazione sta creando fra gli addetti ai lavori, ma non ci sarebbe di peggio che fermarsi ad aspettare. Noi non possiamo pensare di non fare niente se non abbiamo la copertura dei progetti. Siamo una fiera e dobbiamo anche rischiare. Abbiamo avuto delle dichiarazioni e delle promesse, però se noi guardiamo indietro la fiera non l'avremo mai fatta. Invece stiamo lavorando giorno e notte perché il 30 deve essere l'inizio di una 3 giorni bellissima per il nostro territorio. L'Expo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, va in scena dal 30 settembre al 2 ottobre a Longarone, una vetrina straordinaria che coinvolgerà tanti soggetti. È anche un obbligo da parte di questo territorio di essere i primi a raccogliere la sfida e di fare un evento espositivo di questo tipo. E noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, alcuni ci hanno seguito, altri hanno tentennato, abbiamo proseguito lo stesso, c'è stata una grande risposta fino all'inizio della fondazione, ma soprattutto della gente. Una grande occasione per il territorio, ma con una autorevole raccomandazione. Come rappresentante delle categorie imprenditoriali, io ritengo che solamente la pace e la concordia possa portare beneficio al territorio bellunese. Non si può baruffare tutti i giorni su cose che possono essere importanti o meno importanti. Bisogna trovare la mediazione e non essere ottusi nel voler perseguire a tutti i costi delle idee che portano un danno a tutto il territorio.